Buonasera gentili amici ed amiche della Lega Calcio a 8, un cordiale saluto vi giunge dallo Sport City di Trigoria, dove nella 27esima giornata del campionato di Serie A la Roma Calcio a 8, invischiata nella lotta a salvezza, cerca l'impresa della giornata contro il Cotton Club capolista, che dopo aver perso per 5-3 una partita qui allo Sport City incredibile contro il Blisseur, ha poi inanellato un filotto di 5 successi consecutivi, non subendo nemmeno una rete negli ultimi 4 incontri. Le due squadre hanno occupato le loro rispettive metà campo. Il Cotton Club capolista attaccherà da sinistra verso destra dei vostri teleschermi in questo primo tempo in completo nero, con pantaloncini bianchi come al solito, con rifiniture oro per la formazione di Giuseppe Pucci e Mister Pinna. Roma Calcio 8 che invece attaccherà da destra verso sinistra dei vostri teleschermi con la consueta casacca bianca con banda verticale giallo e rossa. Roma padrona di casa che fronteggia il primo pallone della contesa, il tocco centrale per Guadagno, da Guadagno per D'Anversa, gli rende un pallone sporco sul quale arriva un avversario e può ripartire allora il Cotton Club, che ha prontamente recuperato il pallone. Adesso con Zamperini lo fraseggia nella sua metà campo. Il tocco è per Blandino, che va dal numero 24, ancora un tocco leggermente molle, era stato Nolano, vice capocannoniere del Cotton Club con i suoi 16 centri alle spalle di bomber Davide Lefebvre. Attenzione ora la Roma che riconquista un altro pallone, Maschietti lo perde, Nolano ci torna, poi Lefebvre col destro, non trova la porta, primo pseudo brivido della gara con Lefebvre che raccoglie il rimpallo. Vediamo che il direttore di gara si fa giocare il pallone, forse perché è leggermente sgonfia. I calciatori che lo fanno presente al direttore di gara, e dunque il pallone viene prontamente sostituito con il numero 24 Nolano che lo rende a Merciaro. Diciamo due squadre, Roma Calcio 8 e Cotton Club, con due posizioni di classifica diametralmente opposte, ma vediamo questo lancio lungo a cercare D'Anversa, Zamperini fa buona guardia, ricomincia da un compagno, poi il retropassaggio è per Santarelli che è attaccato proprio da D'Anversa, va al rinvio lungo, chiude di vasta per la Roma Calcio 8, allora il tocco è per Simone Guadagno che alza la testa, cerchio di centrocampo, apre sulla sinistra dove è Pisapia, autore di una doppietta. Purtroppo per lui inutile, ma attenzione al pallone perso dalla Roma, riparte il Cotton Club, Giuffrida, il tocco è per Lefebvre che fa subito 1-0. Cotton Club, chiedo scusa, è Forcina, vantaggio del Cotton Club con Forcina che al secondo minuto della contesa sblocca la gara. 1-0 Cotton Club allo Sport City. Dunque partenza shock per la Roma Calcio 8 con Forcina che ha di fatto al primo affondo sbloccato la contesa, e dunque si mette subito in discesa la partita per i ragazzi del presidente Giuseppe Pucci e di Mister Pinna, che ovviamente hanno intenzione di proseguire la striscia positiva. Attenzione al lancio per D'Anversa, striscia positiva incredibile con il Cotton Club che nelle ultime 4 gare, affrontando Checco dello Scapicollo, Football 8 Roma Nord, Eurobet e Venere in Bikini, ha centrato 4 successi incamerando 12 punti e non subendo nemmeno una rete. Paradossalmente l'unica rete al passivo negli ultimi 5 match è stata messa a segno dal Pumas al Ciriaci nella sconfitta comunque per 7-1, quindi un'altra affermazione roboante per i ragazzi di Mister Pinna, che in quella circostanza hanno visto Santarelli trafitto dalla formazione avversaria. Dunque una imbattibilità di oltre 200 minuti che ovviamente gli ospiti vorranno mantenere. Ma torniamo in cronaca con la Roma che ora con D'Anversa anticipato, Maschietti, il tocco dentro, non c'è vantaggio e dunque calcio di punizione per la Roma, affondato bomber D'Anversa dall'intervento forse di Zamperini, che ora va a scusarsi con il diretto avversario. Calcio di punizione per la Roma Calcio 8 e dunque un'opportunità interessante per i padroni di casa con il mancino di Quinquigno che misura i passi e osserva la porta di Santarelli. Diciamo Quinquigno uno dei difensori forse più affidabili della Lega, e la Roma non a caso ha risentito della sua mancanza quando appunto non ha potuto vestire la maglia giallorossa. Parte Quinquigno direttamente in porta
ed è Zamparini con la testa che rinvia in fallo laterale per i giallorossi. Battuta ora la rimessa per Maschietti ha un controllo impreciso, il pallone messo in mezzo, Blandino, poi serve un compagno, può ripartire il Cotton Club, il rinvio impreciso, Zamperini senza badare troppo alla forma, lancia lungo per Forcina, l'autore del gol dell'1-0, che però commette fallo in questa circostanza. Allora punizione per la Roma, Guadagno va a cercare D'Anversa, lo trova, il numero 99 cerca il retropassaggio per Pisapia, guadagna comunque una rimessa con le mani il numero 99 che non trova il compagno, ma la touch è per la Roma. Allora ancora D'Anversa in mezzo a due avversari, il numero 99 torna da Pisapia, la controlla ancora D'Anversa, attacca sull'auto di sinistra la Roma, D'Anversa va al destro, c'è una deviazione, Santarelli la tiene comunque in campo. Dunque il pallone che era carambolato sul fondo schiena di Blandino, ma l'estremo difensore della formazione capolista ha comunque evitato il tiro dalla bandierina per la Roma. Adesso è proprio il Cotton Club che prova con Mele, il tocco è per Blandino, da Blandino a Santarelli, attenzione a Santarelli che si prende la libertà di andare in dribbling su un avversario, gli dice bene, allora Blandino per il Cotton Club va lungo a cercare un compagno, chiude bene la difesa della Roma, adesso è Quinquini attaccato ancora da uno scatenato Forcina, ha recuperato il pallone, allora Blandino tre quarti campo, contrastato senza fallo da Maschietti, poi il pallone viene scaraventato in avanti dalla retroguardia giallorossa e Santarelli la può controllare, nulla di fatto per la formazione in maglia nera che ora con Zamperini va a imbastire una nuova trama offensiva. Mele che rende il pallone a Zamperini, poi il pallone è giocato lungo per Forcina, la sponda con la spalla per il numero 24 Nolano, poi sugli sviluppi dell'azione il Cotton Club non riesce a dare pericolosità al proprio incedere, la rimessa con le mani è per la Roma Calciotto che dopo aver perso per 4-3 una partita rocambolesca per certi versi contro il Mr. Jeff è terzultima, attenzione al tocco dentro di Forcina che subisce anche un colpo. Si continua a giocare, non c'è nulla di irregolare, Forcina si è comunque ripresa, allora Pisapia prova ad autolanciarsi, perde il pallone, glielo sporca Nolano, poi ancora Pisapia potrebbe arrivarci, vediamo che il pallone non è uscito, allora le finte di D'Anversa che alza la testa, lo pressa Nolano, lavora con il fisico il numero 99 che va da Maschietti per Di Vasta, che poi però sbaglia il tocco dentro. E allora è Zamperini che mette ordine, ricomincia da un compagno e può ripartire ancora una volta il Cotton Club. Nolano, cerchio di centrocampo, tocca per Blandino, da Blandino per Giuffrida, anche lui nel cerchio di centrocampo, torna dal numero 24 che scambia con Blandino, non butta via il pallone il Cotton Club, poi però c'è l'intercetto di Guadagno che poi perde nuovamente il pallone, allora Nolano quasi in posizione dalla destra, cerca e trova in qualche modo Giuffrida che va con l'esterno, tocca male e allora può ripartire la Roma con Quinquino che scambia con un compagno, dall'altra parte il gioco viene sventagliato per D'Anversa, anticipato da Zamperini, allora Blandino recupera e ricomincia dal numero 37 Mele che a sua volta come al solito si appoggia a Zamperini, ultimo uomo della compagine capolista che adesso con relativa calma può scambiare con i compagni. Salto la Roma e allora Giuffrida attaccato da Guadagno, il tocco centrale per riconquista il pallone d'Anversa, ancora Guadagno, il tocco è per Maschietti sull'inserimento di Pisapia che però incespica e allora gli porta via il pallone un avversario, il lancio lungo e forse un po' molle per Nolano e recupera Maschietti, Quinquino con il destro non è il suo piede ma trova bene un compagno, il pallone è giocato per il numero 7 Manuel Maschietti che alza la testa, va da Guadagno, Roma che però non trova sbocchi, c'è il lancio lungo Zamperini, le prende tutte di testa, Maschietti la rigioca ancora a cercare il numero 11 Pettinari senza fortuna, è un Cotton Club che con calma olimpica ora si ripropone nuovamente con Mele sulla destra, il numero 37 la può mettere in mezzo per Forcina tutto solo e poi Merciaro ci mette una pezza in qualche modo, riparte la Roma. Cotton Club che si divora il gol del 2-0 con Forcina, dall'altra parte Nolano salta un uomo, va al destro in porta. Dunque Forcina ha avuto sui piedi il gol del 2-0 che avrebbe forse chiuso con largo anticipo la contesa allo Sport City. Cotton Club che ovviamente avrà imparato la lezione subita dal Blisteo, anche in quel caso contro un avversario nettamente inferiore. La formazione del presidente Giuseppucci era in vantaggio per 3-1 e clamorosamente perse la partita per 5-3. Formazione in maglia nera che ovviamente
non vorrà ripetere gli stessi errori. Poi Nolano gioca alla cieca, ma il compagno Mele non lo aveva secondato. Rimessa con le mani per la Roma, il tocco è per Pisapia, centralmente per Guadagno, attaccato da Giuffrida che gli porta via il pallone, il numero 7 è bravo a servire ora un compagno, poi Nolano, il tocco ancora per Giuffrida che la tiene in campo, la mette in mezzo dal fondo, si salva in qualche modo la difesa della Roma. Poi Merciaro la fa sua e fa ripartire la Roma Calciotto. Attenzione a un tocco leggermente molle, ma da Versa che arriva le finte Nolano, poi il tocco centrale per Maschietti che pensa al destro, si defila dal lato corto dell'area, la mette in mezzo Zamperini. Attenzione perché c'è un intervento del direttore di gara, ammonito Zamperini, e se c'è tocco di mano potrebbe esserci calcio di rigore per la Roma Calciotto, così è. Chance capitale per la Roma per riportare la contesa sui binari dell'equilibrio. D'Anversa sul dischetto dopo il tocco con la mano da parte di Zamperini. D'Anversa e Santarelli con il numero 99 per il gol numero 6 in campionato, ma soprattutto per ritrovare l'equilibrio allo Sport City, dove il Cotton conduce per 1-0 grazie al gol di Forcina. Si attende qualche istante. Parte ora il numero 99 con il destro in porta e Santarelli devia in corner. Estremo difensore del Cotton Club, si conferma tra i migliori del suo ruolo in questo torneo. Attenzione a D'Anversa, vince un rimpallo su Zamperini, ci prova col mancino, perde il pallone, riparte il Cotton Club in contropiede, il lancio lungo sul quale Merciaro fa buona guardia, Forcina anticipato. E dunque, episodio chiave della gara con la Roma che vanifica un calcio di rigore, o meglio con Santarelli che si distende bene e lo devia in calcio d'angolo. Calcio di rigore susseguente a un tocco con la mano da parte di Zamperini su un cross di Maschietti dalla destra, e dunque Roma che stava facendo molta fatica a rendersi pericolosa dalle parti di Santarelli e forse avrebbe ha avuto ovviamente un grosso vantaggio nel capitalizzare il calcio di rigore, date proprio le difficoltà in fase offensiva contro la miglior difesa di questa Lega Calcio 8, 29 i gol subiti dal Cotton Club, poco meno di uno a partita. Attenzione a Blandino che la gioca dentro, ma soprattutto ricordiamo Cotton Club che continua a tenere immacolata la propria porta, una imbattibilità che dura da oltre 4 partite e che Santarelli ha tenuto in vita. Attenzione ora a Pettinari che forse commette anche fallo, in realtà no, il fallo lo subisce il numero 11 della Roma Calcio 8. Dunque quando siamo arrivati sul nostro cronometro al minuto numero 13 del primo tempo, il Cotton Club conduce sempre per 1-0 sulla Roma Calcio 8 grazie al gol di Forcina in apertura. Forcina che si è divorato il gol del 2-0, mentre D'Anversa dall'altra parte ha cestinato un calcio di rigore che poteva valere il pari alla Roma Calcio 8. Attenzione a Blandino, la giocata di prima sull'inserimento di Giordano, attenzione Marco Giordano, palla sul mancino, arriva Blandino anticipato, il pallone rimane là, poi la conclusione è alta sopra la traversa. Nulla di fatto, ma Merciaro deve solamente osservare il pallone che si perde alto sopra la propria trasversale. Dall'altra parte chiude bene ancora una volta l'ermetica difesa del Cotton Club con Forcina che poi non riesce a tenere in campo il pallone. Rimessa con le mani per la Roma Calcio 8, Maschietti tocca male, Marco Giordano, le finte sul numero 7, ricomincia poi dalla propria terza linea. Cotton Club che nella prossima giornata di campionato andrà a sfidare i Tony Ponzi Investigazioni, altra gara sulla carta alla portata della capolista. Attenzione a Forcina, il tocco è per Giordano, il pallone di ritorno teso in mezzo, recupera la difesa della Roma, poi Blandino rimpallato, D'Anversa la mette giù col petto, il tocco è per Maschietti, attaccato da Blandino centralmente per Pettinari che gli rende il pallone. Ancora Roma Calcio 8 che però stagna a centrocampo nella propria transizione offensiva fino a che Pisapia deve addirittura ricominciare da quinquigno. È un Cotton Club che non concede alcuno spazio nel proprio 3-3-1 alle folate offensive della Roma. Roma che questa sera non ha nell'otto di partenza nemmeno Seferi. Ricordiamo Seferi e Sestili tra l'altro diffidati, due tra i calciatori migliori almeno dal punto di vista realizzativo, due campioni
della squadra con rispettivamente 8 e 9 gol per Seferi e Sestili. Dall'altra parte Forcina attaccato da un avversario, il tocco dentro per Giuffrida, gli rende il pallone, ancora Forcina, entra in aria e poi spara col destro, alto sopra la traversa. Dunque nulla di fatto, Forcina che scambia bene con Giuffrida che gli rende il pallone, ma poi dopo un bel dribbling non trova lo specchio della porta difesa da Merciaro. Dall'altra parte la finta di corpo di D'Anversa sul quale chiude bene Mele però, e dunque la rimessa con le mani è per il Cotton Club. Blandino tocca per Zamperini, non è pressato il numero 21 che dunque può alzare la testa e giocare il pallone sulla sinistra. Cotton Club che mentre la Roma calcia 8 ovviamente cerca di fuggire le sabbie mobili della zona playout. Qui però c'è un errore in impostazione, allora Maschietti gli porta via il pallone, Mele lo attacca, le finte del numero 7 che si accentra, Maschietti libero di pensare ma sbaglia il tocco, e allora Zamperini chiude, torna ancora il numero 7 tra i migliori della Roma in questo primo tempo, molto complicato per i ragazzi di Villani. Ancora Maschietti tocca centralmente, una Roma che non trova sbocchi, privata del brio di Sestili e Klaus. C'è la sventagliata sulla sinistra, il controllo è impreciso ma Pisapia la tiene in campo, alza la testa, torna ancora da Maschietti come una falange. Il Cotton Club non concede spazi, ancora Maschietti, il tocco è centrale, c'è il destro da parte di Guadagno che termina alto però. Viene chiamato un time out dalle panchine quando siamo arrivati al 17° minuto del primo tempo e noi dunque ci fermiamo per qualche istante. Si è ripreso a giocare allo Sport City di Trigoria, dove il Cotton Club conduce per 1-0 sulla Roma Calcio 8 grazie al gol in apertura di Mirko Forcina. Annotiamo anche il calcio di rigore sciupato dalla Roma Calcio 8. Attenzione a D'Anversa, riconquista il pallone, però le finte del numero 99 sul quale Zamperini però chiude ancora una volta egregiamente. Vero e proprio ministro della difesa, il numero 21 per il roster del presidente Giuseppucci. Ancora una volta con anche una certa eleganza il numero 21 riesce a far ripartire nuovamente l'azione dei calciatori in maglia nera. Vediamo se riesce il dribbling. Attenzione, attaccano gli ospiti dal fondo, il pallone messo in mezzo. Merciaro comunque ci mette una pezza e blocca il pallone. Era stato Mari a cercare lo sfondamento sulla corsia di sinistra, senza fortuna. Mentre tornando in cronaca vediamo che Pisapia va da Quinquinio, lungo per D'Anversa, il pallone riconquistato dal Cotton Club. Vediamo se ci arriva Giordano, anticipato, controlla D'Anversa in mezzo a due avversari, prova a lanciare Pettinari che riesce nel primo dribbling ma poi si allunga il pallone. Dunque Santarelli fa ripartire i suoi, Blandino va lungo, attenzione ancora per Forcina, alto sull'uscita di Merciaro. Dunque si riprende a giocare, attenzione a Pisapia che è andato a occupare una posizione di campo più centrale rispetto a quella presidiata in apertura di gara. Ancora proprio Pisapia che adesso non sa chi giocarla, però cercava D'Anversa senza fortuna però. E allora può ripartire Marco Giordano per il Cotton Club. Il tocco è per Alessandro Zamperini che alza la testa come al solito. Non è pressato Zamperini che ha tutto il tempo del mondo per cercare e trovare la giocata più opportuna. Questa volta si appoggia a Mele che dunque poi a sua volta gioca a Blandino. Ancora Mele e Blandino, arriva ora il pressing di D'Anversa ma lo elude facilmente il numero 6 retrocedendo da Zamperini. Un Cotton Club che senza forzare troppo la mano è comunque in controllo della gara, anche perché una Roma Calcio 8 nella quale non figurano in apertura Klaus e Sestili fatica in maniera dannata a rendersi pericolosa dalle parti di Santarelli. Ha cestinato anche un calcio di rigore la formazione in maglia giallo-rossa, mentre vediamo proprio in questo istante Klaus Seferi scaldarsi sotto la nostra postazione. Comunque imminente l'ingresso del numero 9, ma torniamo in cronaca, seguiamo il corner battuto sul secondo palo a cercare Zamperini che però non ha modo di arrivare su un pallone troppo lungo giocatogli sugli sviluppi del corner. Pallone che esce in fallo laterale, Pisapia sugli sviluppi della rimessa, il tocco è per un compagno, rimane in campo la sfera, il tocco centrale però è sbagliato, allora può ripartire Maschietti per la Roma Calcio 8, Maschietti un rimpallo che lo favorisce in mezzo a 4, Maschietti però cerca di lanciarsi, il numero 7 la mette in mezzo e poi Zamperini concede
il premio di consolazione sotto forma di un tiro dalla bandierina. Attenzione, tiro dalla bandierina battuto dal neoentrato Seferi, il pallone fuori dall'area di rigore, recuperato da Mele che poi spara via il pallone sul quale si avventa Pettinari, le finte del numero 11 Pettinari non è in posizione di sparo e poi Klaus viene in qualche modo contrato. Sugli sviluppi dell'azione poi è imprecisa la sventagliata, se non abbiamo visto male, da parte di Pisapia, e dunque nulla di fatto con Santarelli che piuttosto inoperoso in questo primo tempo, se non esclusa diciamo la situazione del penalty. Fa ripartire il gioco, attenzione, Quinquinho su Forcina, è tutto regolare, dice il direttore di gara. Termina a terra il numero 99, il numero 9, chiedo scusa, che sembra anche abbastanza dolorante. Vediamo se il direttore di gara concede il calcio di punizione. Quinquinho che era intervenuto leggermente fuori tempo, Forcina che rimane a terra colpito probabilmente a una caviglia, e chiamano i componenti della panchina, i calciatori del Cotton Club, si avvicina il presidente Giuseppe Pucci. Forcina che dunque sembra aver patito oltremodo gli effetti del contrasto di Quinquinho. Ne approfittiamo per dare un'occhiata alla classifica, dove diciamo il Cotton Club di punti in classifica ne ha 56 e vincendo andrebbe a quota 59, mantenendo perlomeno inalterato il distacco sul Checco dello Scapicollo, impegnato questa sera contro la Veneri in bikini, quindi una opportunità interessante per il Cotton Club per cercare di rosicchiare, o meglio di allungare di altre due lunghezze proprio sulla formazione dei presidenti testa, mentre il Football 8 che occupa il terzo posto in graduatoria a 4 punti di distacco è impegnato questa sera contro il Blisteur al Donorione, dunque una gara alla portata dei ragazzi del presidente Bonfiglio, anche se il Blisteur è dalla partita sull'Eurobet. Santarelli va con i piedi, si è ripreso a giocare, dunque interrompiamo questo excursus di classifica dopo che Forcina comunque ha superato l'infortunio, anche se forse ha abbandonato il treno di gara, perché vediamo, ah no, eccolo lì, il numero 9 ha recuperato la propria posizione sul rettangolo verde dello Sport City. Dall'altra parte l'altro numero 9, il nuovo entrato Klaus, si porta il pallone in fallo laterale. Un Klaus come al solito determinante, anche con la mano ha toccato il bravo numero 9 della Roma, perché il direttore di gara concede un calcio di punizione, diciamo di Klaus, ovviamente calciatore tecnicamente più dotato della Roma. Attenzione, seguiamo l'attacco della formazione del Cotton Club con Marco Giordano chiuso da Pettinari portato da quest'altra parte da Filipponi, che in assenza di Daniele Caprese dirige ovviamente le operazioni per la Roma. Attenzione a Santarelli che va al rinvio lungo nella metà campo avversaria, nella terra di nessuno. Non può arrivarci un Forcina che, come dicevamo in precedenza, si è comunque ristabilito dall'intervento degli avversari di Quinquinho in precedenza, mentre dall'altra parte Maschietti la controlla sull'attacco di un avversario, però è Blandino che gli porta via il pallone. Pisapia ne frena l'incedere e commette fallo più classico dei falli tattici, quello di Pisapia, con Blandino che gli aveva preso il tempo e forse invoca anche la munizione dell'avversario. Giuseppe Pucci lo invita alla calma e arriva il cartellino giallo, dovrebbe essere Pisapia, così è. Primo ammonito della gara dunque con Roberto Pisapia sul taccuino dei cattivi. Attenzione alla botta di Blandino, scusate il lapsus, la botta di Blandino che si perde alta sopra la traversa. Nulla di fatto per il numero 6 che scarica un destro potente ma impreciso. Dunque nulla di fatto per il Cotton Club e Merciaro che supera indenne la conclusione della distanza. Dall'altra parte proprio Pisapia serve e trova il Quinquinho che lancia lungo per Maschietti, che cerca un aggancio acrobatico che riesce in parte. Blandino rimette ordine, poi Zamperini va al lancio lungo con il mancino a cercare Forcina, lo trova il numero 21, Forcina attaccato da Quinquinho, lavora bene con il corpo, serve il numero 90, il pallone girato sul secondo palo, c'è la conclusione, serve termina all'arco di un soffio. Nulla di fatto dunque su questo tentativo, se non abbiamo visto male, di Giordano, così è il numero 10, che ha provato in maniera acrobatica ad attentare alla porta di Merciaro senza fortuna. Dall'altra parte può sganciarsi che la mette in mezzo, non riesce la giocata a Seferi, e su questo tentativo
termina il primo tempo dopo i primi 25 minuti allo Sport City. Roma Calcio 8 0, Cotton Club 1, decide il gol di Forcina. Si sta per riprendere a giocare allo Sport City di Trigoria, dove Roma Calcio 8 e Cotton Club hanno terminato il primo tempo con la formazione ospite in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Mirko Forcina, che in apertura di gara ha superato Merciaro. Cotton Club che è ripartito in avanti con Giordano che prova le finte, frenato in qualche modo dal recupero della difesa della Roma, che ne ha frenato l'incedere. Rimessa per i giallorossi. Attenzione ora a Pisapia, cerchio di centrocampo o giù di lì, tocca per Pettinari che alza la testa, il tocco a sua volta è per Maschietti, bene in mezzo a due, c'è regola del vantaggio. Allora Pisapia, vediamo che però Maschietti rimane colpito a terra. Se non abbiamo visto male, il contrasto ad opera di Davide Lefebvre ha impedito a Maschietti di continuare la propria azione. Dunque calcio di munizione per la Roma, con il vantaggio che non si concretizza per i padroni di casa. E dunque il direttore di gara che va a indicare il punto nel quale il gioco dovrà essere ripreso. Due i calciatori sul punto di battuta, tra cui Pettinari e Pisapia, se vediamo bene. Roma che ovviamente aveva un'impresa ardua in partenza contro una formazione reduce da 5 successi consecutivi. Attenzione a Pisapia che la mette in mezzo, la tocca la retroguardia del Cotton Club con Mele e concede dunque una rimessa con le mani. Già battuta la rimessa, il tocco di D'Anversa, recupera in qualche modo il numero 23 Lefebvre che scambia con Marco Giordano che perde il pallone. Arriva allora Seferi in mezzo a due, proprio Marco Giordano rimedia al proprio errore in uscita e devia in fallo laterale. Va Pisapia a incaricarsi della rimessa con le mani, scambia con D'Anversa, il palleggio, colpo di tacco per Pisapia che cerca un numero che riesce in qualche modo. Pisapia ancora le finte del numero 4 e poi si incarta, gli porta via il pallone ancora a Giordano. Poi c'è un colpo subito da Pisapia ad opera di Giordano, di Marco Giordano, che si va prontamente a scusare. Giordano che ha anche depositato il pallone in fallo laterale, poi divasta sportivamente, rende nuovamente il pallone alla formazione in maglia nera, con Giordano che ha un piccolo scambio d'opinioni con la propria panchina, nel quale ovviamente non mancano come al solito il mister Flaviano Pinna e il presidente Maurizio Giuseppucci, mentre dall'altra parte Merciaro ha vita facile su questo pallone lungo giocato dalle retrovie. Attenzione a Pisapia, attaccato dalle Lefebvre, il tocco è sulla sinistra, poi il pallone è retrocesso ancora a Merciaro che alza la testa, va lungo con i piedi a cercare D'Anversa, ma Zamperini è attento e preciso su tutti i palloni. Allora Blandino, le finte due volte sui calciatori della Roma, poi Mele attaccato da Maschietti spara in fallo laterale, già battuta la rimessa. Allora ci prova Pisapia, tutto mancino, il numero 4 gioca su Pettinari che prova ad autolanciarsi, ma Mele fa ottima guardia e va a coprire un pallone che poi recupera e gioca a lungolinea. Ci arriva Maschietti che si accentra, le finte del numero 7 che ricomincia da Pisapia, ancora Pettinari, la mette in mezzo, sporca Blandino, il pallone rimane là, vediamo chi ci arriva, è il Cotton Club che la recupera. Ora può proporsi nuovamente con Davide Lefebvre, attenzione, 2 contro 3 per i neri. Lefebvre si accentra, Lefebvre prova il destro, viene contrato in qualche modo con Valerio Sacchi che gli si oppone e là può ripartire la Roma Calcio 8. D'Anversa con l'esterno, il tocco è per Seferi, ora lo scambio con Sacchi, attenzione, viene chiuso da un ottimo Zamperini ancora una volta. Maestosa la gara del numero 21 che ha respinto tutti i tentativi della formazione giallorossa di sbarcare all'interno dell'area di rigore avversaria, mentre poi Lefebvre va a commettere fallo su Sacchi e dunque irregolare il lavoro con il fisico del numero 23 che concede al quarto minuto del secondo tempo un calcio di punizione alla Roma Calcio 8. Roma Calcio 8 che andrà a eseguirla con il mancino di Pisapia, autore di una doppietta nella trasferta sfortunata della Roma Calcio 8 contro il Mister Jeff. Roma Calcio 8 che ha trovato il vantaggio, ma poi complice anche l'espulsione di Gabriele, ha perso per 4-3. Va Pisapia in porta, c'è il tocco della barriera, il pallone termina in corner con Giordano che non riesce, con Marco Giordano che non riesce a evitare il calcio d'angolo
calcio d'angolo di cui si incarica ancora Pisapia, entrano in 3 della Roma in area di rigore, va il numero 4, il pallone rimane là, Mele cerca il disimpegno, termina a terra Maschietti, lancio è lungo, attenzione, può ripartire in contropiede del Cotton Club, si propone Giordano, attenzione al pallone per il numero 10, è leggermente arretrato, un errore in fase di impostazione che costa la ripartenza al Cotton Club. E allora Pisapia, il tocco è per Maschietti, si salva la Roma, D'Anversa arriva sul pallone, cerchio di centrocampo, tocca per Seferi attacca il diretto avversario, ce l'ha sul mancino, Blandino va a metterci una pezza, allora Marco Giordano per il Cotton può condurre la transizione, il lancio lungo, arriva Di Vasta, una serie di tocchi leggermente confusi, poi Di Vasta comunque riesce con la punta del piede a servire Merciaro, dall'altra parte Quinquinio alza la testa, il tocco è per Maschietti che come al solito si accentra, attaccato da 2 avversari, taglia il campo per linee orizzontali, scambia con Seferi che sbaglia il tocco dentro a cercare un compagno, allora può ripartire Giordano, il tocco è per Mari che va alla sventagliata a cercare un compagno ma chiude bene Sacchi. Era stato Lefebvre a cercare di arrivare sul pallone, dall'altra parte Sacchi prova anche a autolanciarsi senza fortuna, ma trova una deviazione, dunque sarà rimessa con le mani per la Roma Calcio 8 quando siamo arrivati sul nostro cronometro a ridosso del 7° minuto del secondo tempo. Sta per scoccare in questo istante, attenzione a D'Anversa per Maschietti, Maschietti per Di Vasta che pensa al destro che si perde però alto. Non ha di fatto poche le occasioni perché il Cotton Club ovviamente non forza i ritmi, anche se farebbe bene in qualche modo a ipotecare la gara, e pochi minuti fa ha sfiorato il 2-0 sciupando un contropiede. Dall'altra parte Pisapia controlla il pallone, prova a lanciarsi, attaccato da Blandino, le finte del numero 4 e fa carambolare il pallone sul corpo di un avversario, il pallone termina in fallo laterale, la batte lo stesso numero 4, attenzione a Maschietti, entra in area, Maschietti con il destro e il miracolo di Santarelli in corner. Corner che sta per essere battuto con il mancino da Pisapia quando siamo arrivati all'8° minuto del secondo tempo, che scocca in questo istante. Si perde ancora qualche minuto per le operazioni di soccorso a Santarelli che ha letteralmente ricevuto in faccia il destro di Maschietti. Comunque Santarelli recupera il proprio posto tra i pali, va ora Pisapia dalla bandierina basso sul primo palo, spazza la retroguardia del Cotton Club. Santarelli che ovviamente richiama all'ordine i compagni, lui che letteralmente ci ha messo la faccia. Attenzione però al pallone perso dalla Roma e allora Nolano si lancia in posizione dalla destra, vince un rimpallo, il numero 24 si inserisce Blandino, la giocata è sul secondo palo, c'è il controllo lato corto dell'area, il pallone servito a Mari, attenzione c'è sul mancino il numero 90 ma gli sbarra la porta in faccia di Vasta, continua però a mantenersi in avanti il Cotton Club, il tocco è per Blandino che apre sulla destra per un compagno, il pallone di ritorno ancora per il numero 26, per il numero 6 chiedo scusa, che ora serve sull'out di destra Nolano, poi ancora Blandino, il tocco è per Pucci che gli rende il pallone, faro a tutto campo della manovra dei neri, il pallone messo in mezzo, ci arriva Sacchi con la punta del piede, poi Mari anticipato da Di Vasta, esce in una maniera laboriosa ma comunque efficace la Roma Calcio 8, attenzione all'errore in disimpegno, c'è il destro di Nolano murato da Sacchi, allora la Roma può ripartire con Pisapia, le finte su Blandino, salta anche Mari, il numero 4 tutto mancino, deve rientrare sul sinistro, alza allora la testa, il numero 4 vede centralmente D'Anversa ma Zamperini anticipa il numero 99, mette a terra il numero 4, va a giocare il pallone per Lefebvre, Merciaro in presa alta, lo anticipa e spazza nella metà campo avversaria. Nulla di fatto ma bravo Merciaro a leggere il pallone dentro di Zamperini. Dall'altra parte la battuta della rimessa con il pallone che termina a ridosso della nostra postazione, cronaca che era già complicata per motivi di forza maggiore, ovviamente involontario questo rinvio con il tocco di Giuffrida, mentre dall'altra parte Zamperini allarga sulla destra, il tocco è per un compagno, poi Blandino, cerchio di centrocampo, Roma che continua però a non pressare oltre la propria metà campo, dunque il Cotton manovra con relativa calma, Mora l'abbiamo chiamato, perde il pallone la formazione in maglia nera,
il no è entrato Sestili, anche lui non dall'inizio come Klaus, forse non in perfette condizioni fisiche. Attenzione ora al pallone servito su Merciaro che senza pensarci lo gioca a lungo, lo gioca però in zona Zamperini che calamita tutti i lanci lunghi dalla metà campo avversaria. Dall'altra parte Sestili, anima e cuore della formazione giallorossa, prova il destro. Questa volta un po' pretenziosa la conclusione del numero 10 che per la Roma settimana scorsa è andato a giocare anche tra i pali nella partita della Longarina, dove Gabriele in assenza di altri portieri è stato espulso. È finito il numero 10 tra i pali della porta della Roma. Dall'altra parte Lefebvre, il tocco è per Giuffrida, da Giuffrida per Nolano, palla sul destro, viene rimpallato in qualche modo, Sacchi poi ci mette una pezza, il tocco è per Klaus. Sempre molto complicate le uscite palla a piede della Roma, che comunque mantiene il controllo della sfera, una serie di dribbling da parte di Pisapia, bravo a tenere il controllo del pallone, poi il colpo di tacco, pretende forse troppo anche ingolosito e soddisfatto dalla serie di numeri riusciti. Porta a casa comunque il premio di consolazione, il numero 4, quando siamo arrivati all'11° minuto del secondo tempo. Attenzione ancora a Pisapia, le finte, alza la testa, la gioca fuori dall'area di rigore, ma il solito immenso Zamperini disinnesca il pericolo, mentre poi c'è un tocco di Lefebvre su Sacchi, anche in questo caso probabilmente involontario, va a protestare Giuffrida, mentre Sacchi rimane colpito a terra. Evidentemente un pestone involontario da parte di Lefebvre, con il numero 5 che alla peggio rimane momentaneamente sul rettangolo verde dello Sport City. Quando siamo arrivati al 12° minuto del secondo tempo, il Cotton Club conduce sempre per 1-0 sulla Roma grazie al gol di Forcini in apertura. Lo ribadiamo ancora una volta Roma Calciotto, che ha avuto un'occasione colossale per pareggiare i conti con il rigore fallito da Tommaso D'Anversa, ottimamente intercettato da Simone Santarelli che, chiamato poche volte in causa allo Sport City, ha comunque sempre respinto gli attacchi della Roma con due interventi assolutamente superbi. Attenzione al pallone dentro di Giuffrida, Sacchi in qualche modo, allora prova anche a sganciarsi il numero 5, poi serve Seferi che poi forse si porta il pallone in fallo laterale, poi il numero 11 Pucci che si appropria della rimessa con le mani contro il parere del direttore di gara, con Pisapia che adesso ha qualcosa da ridire a uno dei due arbitri, che ovviamente va a far rispettare le proprie ragioni. Attenzione a D'Anversa, attaccato da Giuffrida che gli porta via il pallone, poi è Lefebvre chiuso dal numero 11 Pettinari, il fallo poi è su Pisapia attaccato da Lefebvre, il lancio è lungo sul secondo palo, non può arrivarci nessuno, tantomeno Quinquinio che dunque è costretto a osservare il pallone terminare oltre la linea di fondo, nonostante lo sforzo profuso per arrivare sullo stesso. Lancio lungo a cercare Davide Lefebvre, cui avevamo erroneamente attribuito il gol dell'1-0, invece messo a segno da Forcina, come abbiamo poi avuto modo di correggerci già in presa diretta. Attenzione a Blandino, attaccato da Pisapia in posizione dalla destra, il numero 6, le finte, ancora Pisapia che gli sbarra la strada, il tocco allora è per Nolano, letteralmente scaraventato a terra da Sestili. Non c'è fallo, però allora Quinquinio può cercare e trovare Seferi che salta il primo uomo, salta anche il secondo che gli sporca il pallone, poi Seferi per non correre rischi più gravi ricomincia da Sacchi ed è poi il solito Pisapia, un po' quello che fa Blandino per il Cotton, lo fa Pisapia per la Roma Calcio 8, lui che si fa trovare pronto su tutti i palloni, mentre al 14° minuto del secondo tempo viene chiamato un time out dalle panchine e noi dunque ci fermiamo per qualche istante. Si sta per riprendere a giocare allo Sport City di Trigoria, dove il Cotton Club conduce per 1-0 sulla Roma Calcio 8 grazie al gol di Mirko Forcina in apertura del primo tempo. Roma che solo in un paio di circostanze è riuscita ad attentare alla porta di Santarelli. Ci riproverà adesso con il mancino di Pisapia che va in area di rigore. Lefebvre spazza in fallo laterale, dunque si presta anche
alla fase difensiva il capocannoniere del Cotton Club. Attenzione alla conclusione che si perde sul fondo, fa ripartire il gioco Santarelli ed è dunque attenzione a questo retropassaggio sul quale non arriva D'Anversa. Dall'altra parte Sacchi con la testa, Maschietti con il destro, il tocco è per Pettinari che alza la testa, va bene con il mancino a cercare e a trovare Klaus, attaccato da Mele, il tocco di ritorno per un compagno, poi ancora Pisapia che non sa a chi giocarla, vede centralmente, vede sulla sinistra che scusa Maschietti, D'Anversa finisce a terra, si continua a giocare ancora Pisapia, lui che come diciamo in precedenza è tutto mancino, dunque la lavora col piede sinistro, il tocco centrale per Maschietti, buono il primo aggancio, non il secondo, di fatto gli fa perdere il controllo della sfera. Dall'altra parte Lefebvre ricomincia da Meli, che poi la mette in banca affidandosi a Zamperini, del Zamperini in un posto ancora più sicuro tra i piedi di Santarelli che va lungo a cercare Lefebvre, la sponda per un compagno, ma c'è l'ottimo recupero di Pettinari che però in realtà commette fallo su Nolano. Dunque ottimo fino a un certo punto il ripiegamento del numero 11 che comunque ha evitato sviluppi più pericolosi alla manovra offensiva del Cotton Club che ora usufruirà di un calcio di punizione sul punto di battuta. Nolano e Blandino probabilmente toccherà Blandino per Nolano. Si attende il via libera del direttore di gara quando siamo arrivati al 16° minuto del secondo tempo. Il Cotton conduce sempre per 1-0 allo Sport City. Arriva ora il via libera del direttore di gara, Blandino per Nolano con il destro, il pallone si perde sul fondo. Dunque Merciaro va lungo con le mani, c'è l'ottimo intercetto da parte di Mele che scaraventa il pallone in fallo laterale per la Roma Calciaotto nella propria metà campo con Paoli che va da Sacchi sulla sinistra, prova sulla corsia opposta alla nostra postazione la Roma Calciaotto, ma il pallone giocato per D'Anversa sarebbe stato probabilmente inarrivabile anche per, non so, per Bolt, dunque nulla di fatto, D'Anversa non arriva sul pallone e Santarelli invece con tutta la calma del mondo va al rinvio con le mani, il tocco con le mani per Forcini, attaccato da un Sacchi ruvido ma regolare, Sacchi che poi va a frenare in fallo laterale anche Mele, costringendo alla rimessa con le mani il Cotton Club. Proprio Mele che va a servire in area di rigore a Giuffrida e c'è il calcio di rigore per il Cotton Club con Giuffrida atterrato in area di rigore e il cartellino giallo a sanzionare l'intervento ai danni del numero 7. E allora il Cotton Club ha l'occasione di chiudere la gara con il calcio di rigore di cui sembra volersi occupare Nolano, che va sul punto di battuta dopo il rigore fallito da D'Anversa nel primo tempo. Nolano da una parte, Merciaro dall'altra, si replica a parti invertite la sfida della prima frazione, la porta è la stessa, ovviamente sono invertiti i ruoli e maglie. Nolano per il Cotton Club, Merciaro per la Roma Calciaotto, Nolano che con estrema cura va a posizionare il pallone sul dischetto, indispettendo forse anche qualche avversario, vuole essere sicuro di poter avere l'impatto migliore. Nolano 16 gol in campionato per il numero 24, direttore di gara che invita compagni ed avversari a uscire dall'area di rigore. 19 minuti del secondo tempo, Nolano e Merciaro, episodio chiave della gara. Va Nolano col destro, lui non sbaglia, 2-0 Cotton Club, la chiude probabilmente Nolano con una manciata di minuti al termine della contesa. Dopo il calcio di rigore fallito dalla Roma nel primo tempo, ne approfitta il Cotton Club che proprio dal dischetto sembra far sua la gara. E dunque Roma che adesso deve scalare una montagna senza le bombole dell'ossigeno, 2 gol da recuperare a una squadra che non prende reti da quasi 250 minuti, un'enormità. Attenzione a Giuffrida, sradica il pallone dai piedi di un compagno, poi Pisapia è bravo a trovare Merciaro, Paoli dall'altra parte, il tocco dentro, c'è fallo di Zamperini su Maschietti. Vediamo che arriva il direttore di gara, ma non sembra
voler prendere provvedimenti ai danni del capitano della formazione ospite, quel Alessandro Zamperini, autore tra l'altro di 2 reti in questa edizione della Lega Calcio a 8. Zamperini che dunque non ci sembra essere finito sul taccuino dei cattivi, mentre sul punto di battuta per la Roma Calcio 8 2 mancini con Pettinari che si defila e sembra voler lasciare l'incombenza a Pisapia, uno dei migliori in campo per i giallorossi. Parte Pisapia in porta, Santarelli la tiene là, poi Zamperini fa carambolare il pallone sul corpo di Maschietti. Nulla di fatto con Santarelli bravo a leggere la punizione di Pisapia e Zamperini bravo poi a completare invece il disimpegno in favore della propria squadra. Attenzione a Giuffrida, alza un pallone per Blandino, sbaglia Blandino, Maschietti per la Roma Calcio 8, attaccato dall'altro numero 7, sposta il pallone sulla sinistra per Pettinari che la gioca lungolinea, può provare da quella parte Sefri che si lancia, la mette in mezzo, Mele in qualche modo, poi ancora il Cotton Club con Sacchi che anticipa Forcina, alza con il mancino, Maschietti in qualche modo perde il pallone, allora Giuffrida atterrato da Maschietti perde il pallone, si continua a giocare, Giuffrida che invocava l'intervento del direttore di gara che non arriva e allora Pisapia, una giocata enigmatica da parte del numero 4 che cercava l'imbucata per un compagno, ne porta a casa comunque una rimessa con le mani, già battuta Maschietti, il controllo con la coscia, poi un malinteso per Pisapia e qua forse possiamo riassumere la gara della Roma, tanta buona volontà ma un po' di imprecisione quando si è trattato di concretizzare. Forcina tiene il pallone in campo, scambia con Giuffrida che gli rende il pallone, ancora Forcina che si allunga però la sfera, nulla di fatto. Allora Paolì per la Roma Calcio 8, il tocco è per il solito Pisapia che questa volta con il destro va da Pettinari che aggredisce la fascia, tocca per Maschietti, già sul destro, prova la conclusione, Maschietti alle stelle il numero 7 e questo potrebbe essere forse il segnale che determina la resa della Roma Calcio 8 nei confronti di una squadra ovviamente più forte che senza strafare si sta imponendo per 2-0 allo Sport City di Trigoria sul campo della Roma Calcio 8. Attenzione a Forcina, sgomita con Sacchi, è tutto regolare e allora Pisapia serve Paolì, attenzione a Maschietti, la controlla in aria, poi Blandino in qualche modo completa il disimpegno, sul pallone arriva Pettinari che si incarica della rimessa, il tocco ancora per Pisapia che torna il pallone a Pettinari, Pettinari prova ad andarsene in mezzo a 2 avversari, mantiene il controllo del pallone, poi sul tentativo di cross l'ultimo tocco è del numero 11 della formazione della Roma quando siamo arrivati al 24esimo minuto del secondo tempo che sta per scoccare qui allo Sport City di Trigoria. Il Cotton Club è a un passo dalla 6ª vittoria consecutiva. Attenzione a Giuffrida, se ne va Giuffrida, 3 contro 2 Cotton, Giuffrida, il tocco è per Forcina, gli chiude la porta in faccia a Merciaro e allora può ripartire la Roma Calcio a 8 con Mele che però si frappone. Attenzione a Maschietti, attaccato da Nolano, i palleggi del numero 7 che poi riceve forse più che un calcio una pallonata, ma l'intervento del direttore di gara punisce la gamba tesa del numero 24, già battuto dalla punizione lato corto dell'area di rigore, il pallone messo in mezzo, vediamo se riesce a rendersi pericoloso alla Roma. Così non è perché il Cotton completa il disimpegno, poi Pisapia c'è forse un tocco con la mano, il direttore di gara non lo vede e allora Sacchi, Paolì alza la testa, attaccato da Giuffrida, va per Pettinari e ottimo l'intervento della retroguardia in maglia nera, poi Zamperini cerca Forcina, trova Pisapia attaccato da Blandino, allora si rifugia da Paolì che alza la testa, Cotton che con questa vittoria come diciamo conserva il primato, ma attenzione a Pisapia col mancino, impreciso anche lui, non trova la porta. Santarelli osserva il pallone sfilare alla sua destra. Diciamo Cotton Club che mantiene la vetta della classifica almeno per altri 3 giorni, perché lo ricordiamo si gioca tra 3 giorni, appunto giovedì il Cotton Club impegnato contro il Tony Ponzi, mentre la Roma Calcio a 8 andrà a giocare sul campo dell'Alitalia, quindi in realtà qui allo Sport City, mentre arriva
un cartellino giallo per Nolano o per Forcina. Si è già ripreso a giocare, diciamo, gara delicatissima per la Roma Calciotto contro l'Alitalia. Attenzione al pallone perso da Giuffrida, un eccesso di una leziosità di troppo da parte del numero 7. Non paga dazio il Cotton Club in lancio lunghi a cercare proprio Forcina, che poi con la sponda di testa non riesce a trovare Giuffrida. Dall'altra parte ormai la gara è virtualmente conclusa, si attende solo il fischio finale del direttore di gara. Seguiamo ancora Forcina che va al destro, un pallone sfida di poco al lato. Però di fatto uno degli ultimi squilli di questa contesa, probabilmente, con Forcina che ha provato a sollecitare questa volta l'estremo difensore avversario. Dall'altra parte Zamperini, che penso non abbia perso nemmeno uno dei contrasti aerei sul quale è stato chiamato in causa. La rimessa con le mani per la Roma calcio a 8, ma arriva ora il triplice fischio del direttore di gara. Finisce dunque così, con il Cotton Club che allo Sport City di Trigoria si impone per 2 reti a 0 sulla Roma calcio a 8, porta a 6 la striscia di vittorie consecutive, a 5 quella di gare senza subire reti e soprattutto mantiene la leadership della Lega calcio a 8.